Oggi intento affrontare in modo forte e chiaro la questione del conflitto di attribuzione sollevato dal Presidente della Repubblica Napolitano nei confronti della Procura di Palermo con riferimento alle intercettazioni telefoniche intervenute sull'utenza di Nicola Mancino mentre questo privato cittadino, seppur potente, Nicola Mancino, telefonava appunto al Presidente della Repubblica Napolitano. La questione è molto delicata e la voglio affrontare con tutto il rispetto che si deve a tutte le istituzioni, al Presidente della Repubblica, ma anche alla Procura di Palermo, anche alle vittime di mafia, anche a tutti coloro che hanno lavorato e stanno lavorando per cercare di capire in tutti questi anni se c'è stata e a che livello si è diffusa la trattativa fra Stato e mafia. Di questo stiamo parlando, trattativa fra Stato e mafia, per evitare a qualche notabile di Stato di essere preso di mira dalla mafia, quindi svendere un po' il ruolo istituzionale per paura di avere delle conseguenze negative dalla mafia. E tutto questo mentre altri coraggiosi servitori dello Stato come Falcone e Borsellino e gli uomini e le donne della loro scorta morivano ammazzati. Questo è il tema. La questione è rilevante perché la nostra Costituzione garantisce al Capo dello Stato la totale immunità personale, ad eccezione del caso in cui egli possa essere e venga accusato di attentato alla Costituzione. E in questo caso è ovvio che bisogna procedere nei suoi confronti. Non è il caso di specie, ci mancherebbe altro. Però c'è un qualcosa che può avvenire a livello naturale che non si può far finta di non vedere. E che cosa può accadere? Che persone che non sono garantite, tutelate dall'immunità parlamentare, dall'immunità del Presidente della Repubblica, che si trovano a parlare col Presidente della Repubblica, non è che possiamo estendere anche a loro le eventuali immunità e impunità, perché altrimenti la faremmo franca in tanti, la potrebbero fare franca. Allora, mettiamo il caso che un signore telefona al Capo dello Stato e dica: ho ammazzato mia moglie, il corpo di mia moglie sta sotterrato dentro al mio giardino sotto quell'albero. Faccio finta di non sentirlo? Devo cancellarla questa telefonata? O posso usare questa telefonata per scoprire un reato di omicidio commesso non dal Capo dello Stato ma da un altro? Decidere, cioè, quando il Capo dello Stato riceve una telefonata, quindi non è una telefonata intercettata sul suo telefono, ma una telefonata intercettata su un telefono di altre persone, del tutto non tutelate da immunità parlamentari o del Presidente della Repubblica. Estendere la cancellazione di queste telefonate sic et simpliciter soltanto perché dall'altro capo del telefono c'è il Capo dello Stato. Il rischio qual è? È che si può venire a conoscenza di fatti reato o comunque di circostanze che possono essere utili per scoprire dei reati, o ancora di più, circostanze che possono essere utili per scoprire che qualcuno non ha commesso il reato, che qualcuno è innocente. Allora, questo dato di fatto storicamente avvenuto non è che lo si può cancellare sic et simpliciter perché dall'altra parte del capo del telefono c'era il Capo dello Stato. Nei suoi confronti è giusto che non valga la telefonata, è giusto che non valga alcun indizio di colpevolezza, alcun indizio che lo possa riguardare. Ma il fatto storico di una telefonata ricevuta sul suo telefono ma trasmessa da un altro telefono, quello sì sotto intercettazione, quello si deve poter valutare. E chi è che lo deve valutare? Il giudice. E qui che casca l'asino. Qui il Presidente della Repubblica dice che il giudice doveva valutarla e cancellarla, posto che non aveva alcuna rilevanza. Ma il giudice non può valutarlo da solo, perché il giudice in questione è il pubblico ministero. Il pubblico ministero nel nostro ordinamento è una parte processuale, cioè rappresenta la pubblica accusa.
poi c'è anche la difesa e poi c'è il GIP, il giudice per l'udienza, per l'indagine preliminare. Bene, decidere se una telefonata è utile o non è utile a quel processo, per l'accusa lo decide il pubblico ministero, ma per la difesa lo deciderà l'avvocato della difesa, lo deciderà il diretto interessato, e alla fine ci sarà un giudice terzo che sente le ragioni dell'uno e le ragioni dell'altro e decide se quella telefonata la si può cancellare o non cancellare. Ma far decidere al procuratore della Repubblica di cancellarla senza dare la possibilità all'altra parte, cioè alla difesa, di valutarla, vuol dire attribuirgli un potere al di fuori della Costituzione, perché potrebbe un domani cancellare una notizia di reati che magari riguarda lui o qualche parente suo, o no? Allora, proprio perché siamo in uno Stato di diritto, proprio perché dobbiamo rispettare tutti, noi riteniamo che sia più giusto e più rispondente al dettato e al dettame costituzionale la possibilità che, se viene intercettata una telefonata indirettamente riferita al capo dello Stato, cioè non sulla sua utenza telefonica, ma di un'altra persona che ha parlato con lui, questa telefonata non debba valere per il capo dello Stato, ma se debba valere, in che limiti debba valere per gli altri soggetti processuali, questa debba passare attraverso il vaglio di un'udienza preliminare apposita, di un'udienza incidentale apposita, in cui il giudice sente l'accusa, sente la difesa e valuta se cancellarlo o non cancellare la telefonata. Questo in punto di diritto. Permettetemi poi un'ultima considerazione in punto di merito. Stiamo parlando, signor Presidente della Repubblica, stiamo parlando di un'indagine che riguarda una trattativa fra Stato e mafia, cioè c'è il dubbio che persone di altissimo rango delle istituzioni, in questo caso stiamo parlando dell'allora Ministro degli Interni, di allora esponenti di governo, Ministro della Giustizia, che abbiano raggiunto un accordo al ribasso con elementi di spicco della mafia per potersi garantire le proprie incolumità personali, nel mentre altre persone venivano ammazzate. Falcone, Borsellino, ricorre fra poche ore l'anniversario della morte. Ebbene, in una situazione di questo genere, ma proprio su questo processo, signor Presidente della Repubblica, hai trovato opportuno sollevare una questione di conflitto di attribuzione? Ma sicuramente, come gli stessi giudici hanno riconosciuto, non ha nulla da temere da quelle telefonate lei. E allora, in uno Stato democratico, in uno Stato di diritto, non è più eticamente accettabile che chi ha le immunità, chi può godere di particolari immunità in questo momento, per un fine così nobile, scoprire la verità su presunte trattative fra Stato e mafia, faccia un passo indietro e metta a disposizione tutto ciò che può essere messo a disposizione di un processo delle parti processuali. Cioè, perché lei oggi, proprio su questo processo, rifiuta di far sapere a terzi cosa vi siete detti, lei e l'allora Ministro dell'Interno Nicola Mancino, poi Presidente del Senato, poi Vicepresidente del CSM, che cosa vi siete detti quando Nicola Mancino è venuto a chiedere a lei il suo buon auspicio, il suo intervento, proprio per tutelarsi dalle indagini che la magistratura stava portando avanti. Benedetto il Signore, si rende conto che una scelta così drastica, quella che ha fatto lei oggi, è una scelta che non nobilita le istituzioni, anzi le mortifica. Ecco perché io come cittadino mi sento mortificato nel merito per la sua scelta molto chiusa nell'interpretare la Costituzione, e come noi dell'Italia dei Valori in questo momento invitiamo i giudici di Palermo a resistere.